Noi siamo fermamente convinti del fatto che questa riforma apra una prospettiva. Chi dice no al futuro, dice no al cambiamento, dice no all'apertura di questa prospettiva, mentre noi siamo convinti costruttori di un futuro diverso dell'Italia, e questo è un passaggio delicato e importante nel quale crediamo fermamente. Il Presidente del Consiglio lo ha già detto, prenderà atto di una battuta d'arresto significativa. Il Governo su questa riforma, la maggioranza si è molto scommesso, in questo momento la parola va agli elettori. Ovviamente dobbiamo fare di tutto, e noi stiamo facendo di tutto perché ciò non accada, perché riteniamo che anche da questo punto di vista sarebbe un grave danno per il Paese nel suo complesso. Io mi auguro che proprio dal Sud arrivi un forte sì, perché il sì, proprio perché appunto è questo cambiamento di cui parliamo, e c'è bisogno in tutto il Paese, ma c'è bisogno ancora di più nel Mezzogiorno, dove abbiamo bisogno di riforme, dove abbiamo bisogno di uno Stato che funzioni meglio, dove abbiamo bisogno di più lavoro, di più sviluppo, di più occupazione. Allora, proprio queste ragioni secondo me devono indurre i meridionali, in particolare proprio i meridionali, a fare una scelta con grande attenzione, oculata, e confidare nella possibilità di un cambiamento. Molto spesso sento più un atteggiamento di disfattismo che non solo non condivido, ma reputo molto dannoso per tutto il Paese e per il Sud in particolare.